Buongiorno a tutte e a tutti, siamo di nuovo online con i nostri seminari di CLIP, oggi dall'Università di Padova, dove abbiamo la professoressa Elena Pasqualetto come coordinatrice e le sue ospiti, le professoresse Carla Spinelli e Giuseppina Pensabene Lionti. Cedo subito la parola al professor Boscati che introduce l'evento di oggi. Grazie. Grazie, buon pomeriggio. Innanzitutto ringrazio, come direbbe la collega Zilli, questo clip tutto al femminile, dove oggi sono la quota azzurra io, per affrontare un tema centrale, cioè il tema della professionalità del dirigente pubblico. Dopodiché, innanzitutto vedremo se si parlerà del dirigente pubblico, dei dirigenti pubblici, questo grandissimo tema. Un tema della professionalità del dirigente pubblico che si snoda nella fase genetica e nella fase funzionale del rapporto. La fase genetica, cioè nel momento in cui sostanzialmente io devo individuare il dirigente che sappiamo, il dirigente di ruolo è assunto con la qualifica dirigenziale, ma poi in realtà che cosa deve fare, c'è l'oggetto dell'obbligazione contrattuale, gli è assegnata con l'atto di incarico, e dove abbiamo avuto recentemente, cioè con il decreto 80, fondamentalmente col 36, delle modifiche significative, seguite anche dalle linee guida SNA per quanto riguarda i criteri di assunzione, questo passaggio dalle conoscenze alle competenze. E quindi questo elemento sicuramente centrale, con linee guida dettate per le amministrazioni centrali, ma in realtà di principio riferibili anche a tutte le altre amministrazioni. E poi c'è la fase funzionale del rapporto, altro momento fondamentale, con l'elemento di specialità del rapporto richiamato, di scissione tra il contratto di assunzione e l'incarico, e questa fase dello svolgimento del rapporto in cui il tema professionalità è sicuramente centrale in una logica di assegnazione di obiettivi, di risultati, di valutazione del dirigente. E probabilmente diciamo, la riforma recente ha cercato di mettere a terra quello che era un disallineamento tra la fase della scelta, che è una fase basata sulle conoscenze, e la fase del rapporto, una fase basata fondamentalmente sulle competenze, cioè la conoscenza si tratta di acquisiti. E quindi in tutto questo, diciamo, tutto questo sistema, sicuramente il tema della professionalità è un tema, ma insomma non voglio anticipare nulla, legato a doppio filo al tema della valutazione. E questi sono i due elementi. Io francamente non ho al momento niente da aggiungere, anche perché insomma sono qui per ascoltare, perché credo che nel corso di questo pomeriggio emergeranno degli aspetti di sicuro interesse per un tema centrale e molto dibattuto, insomma, molto discusso. Dove, questa è la mia opinione, questo posso anticipare, il problema non è tanto di norme, ma di attuazione delle norme. Questo lo vado dicendo da anni, anche recentemente soprattutto ai colleghi che insegnano non giuridiche, quindi non era una querela intragiuridiche, dove il problema è un problema applicativo fondamentalmente, dove insomma, è un problema applicativo, un problema di valutazione, un problema organizzativo, tutto quello che ne segue. Bene, io veramente mi fermo, ringrazio le colleghe in ordine di apparizione, Elena Pasqualetto, Carla Spinelli e Giuseppina Pensabene Lionti, e cedo immediatamente a Elena Pasqualetto la parola, ringraziando ovviamente tutte e tre del loro impegno e intervento per questo pomeriggio. Grazie. Bene, grazie al professor Boscati, grazie alla professoressa Zilli che ci coinvolgono ormai da un po' di tempo in questa bellissima iniziativa. Non perdo tempo perché l'argomento è interessante, denso, siamo in tre a parlare, quindi vado appunto subito a trattare della professionalità del dirigente pubblico, con particolare riferimento ai temi del reclutamento e dell'incarico, sui quali già ha detto qualcosa il professor Boscati. Ecco, in realtà parlare
della professionalità del dirigente pubblico significa trattare un po' di tutti gli aspetti della disciplina di questo complicato rapporto che intercorre fra il dirigente e la pubblica amministrazione, perché tutti gli aspetti di questa disciplina sono un po' intrisi di questo concetto, anche con riferimento a alcuni istituti per i quali magari questo non è così evidente. Poi se si indaga un po' più a fondo, che cosa si scopre? Che effettivamente la disciplina presuppone la professionalità del dirigente, quindi questo concetto diventa un po' la chiave di lettura di tutto l'apparato delle norme sulla dirigenza, e valorizzarlo può servire da un lato a risolvere dei delicati problemi interpretativi, ad esempio in materia di distinzione fra responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, e poi anche a scoprire le contraddizioni del sistema. Si può pensare a quello che è accaduto in tema di spoil system e al dilemma tra la professionalità intesa in senso tecnico oppure in senso fiduciario. In questa sede non posso parlare di tutto, dicevo appunto che tenendo conto anche della divisione dei compiti con le colleghe, la professoressa Spinelli e la professoressa Pensabene Lionti, che ringrazio, mi concentro appunto sul tema della scelta del dirigente alla luce della sua professionalità in fieri, diciamo così, e professionalità dimostrata sul campo, e quindi in occasione del reclutamento e in occasione del conferimento dell'incarico. E per ragioni di semplicità, di concentrazione anche del discorso, farò riferimento principalmente alla dirigenza delle amministrazioni dello Stato, alle quali si applicano le norme del testo unico, del TUPI, come lo chiamo io, sulla dirigenza senza necessità di adattamenti. Ecco, per quanto riguarda il reclutamento, come già è stato detto al professor Boscati, le modifiche alle regole di accesso alla qualifica dirigenziale sono state numerose nel tempo. Basta pensare allo sdoppiamento dell'originario articolo 28 del TUPI voluto dalla riforma Brunetta, ancora nel 2009, per cui noi oggi abbiamo due articoli: l'articolo 28 che regola l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia e l'articolo 28 bis che regola l'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia. I miei studenti che sono presenti, e saluto, sono stati avvertiti più volte dell'importanza di non sovrapporre, di non fare confusione fra fasce e incarichi. Ecco, invece non ha avuto successo il tentativo del 2016 di riformare le norme sulla dirigenza ad opera della ministra Madia. E anche lo tsunami, lo chiamiamo così, no, regolativo in materia di reclutamento degli ultimi 2 anni, e quindi mi riferisco appunto al decreto reclutamento numero 80 del 2021, il decreto PNRR, il numero 36 del 2022, ha riguardato la dirigenza e ha inciso proprio sul tema della professionalità del dirigente. In questo caso da intendersi come la professionalità che la pubblica amministrazione cerca in coloro che aspirano a questo importante ruolo. Ovviamente non è stato smentito il principio concorsuale, sappiamo che la Corte Costituzionale da sempre considera il concorso come il meccanismo migliore per la selezione dei più capaci, dei più meritevoli, quindi oltre ad essere un principio in sé, il concorso è uno strumento funzionale ad attuare altri principi costituzionali, quello di imparzialità e quello di buon andamento soprattutto, e nel caso del reclutamento dei dirigenti la scelta dei migliori è evidentemente una scelta di somma importanza. Ecco, ma il decreto reclutamento, come diceva anche il professor Boscati, ha modificato un po' le regole perché ha inserito nel TUPI delle nuove regole che impattano proprio con il nostro tema, e mi riferisco proprio ai nuovi commi 1 bis dell'articolo 28 e 3 bis dell'articolo 28 bis. Con questi commi il legislatore ha finalmente recepito l'idea che era da tempo avvertita, e il professor Boscati in un suo recente scritto l'aveva proprio ricordato questo problema, l'idea di selezionare i dirigenti non solo tenendo conto delle loro conoscenze, ma anche delle loro capacità, delle loro attitudini, delle loro competenze. Ecco, non che questa esigenza non fosse in qualche modo già presente nella normativa, pensiamo proprio all'articolo 19 sull'incarico che fra i criteri di conferimento dell'incarico contempla proprio le attitudini, le capacità professionali, le specifiche competenze organizzative, e poi ancora l'articolo 9 del decreto 150 del 2009 sugli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale del dirigente. Anche qui si parla
della necessità di valutare le sue competenze organizzative, di pesare la qualità del contributo che lui assicura alla performance generale della struttura alla quale è preposto. Però adesso con queste nuove norme la valutazione di questi aspetti viene in qualche modo anticipata alla fase della selezione e diventa obbligatoria. Perché i due commi che ho citato prima, con formulazioni molto simili, prevedono che cosa? Che nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza, in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie che sono disciplinate dal regolamento concorsi, che come sappiamo peraltro è in fase di riscrittura, i bandi devono definire gli ambiti di competenza da valutare e devono prevedere la valutazione delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali. Accertamento che deve avvenire anche attraverso prove scritte e orali finalizzate all'osservazione e alla valutazione comparativa di queste qualità personali, di queste skills, come si dice oggi, e quindi anche alle potenzialità dei candidati. Prove che poi devono essere definite secondo metodologie standard riconosciuti. E nella norma sulla prima fascia si specifica anche un'altra cosa, che vanno inseriti nella commissione di concorso a questo scopo dei professionisti esperti proprio nella valutazione di questi ambiti di competenza. Il 28 settembre 2022, con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, dopo aver acquisito l'intesa in sede di conferenza unificata, è stata quindi recepita la proposta di linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica elaborata dalla SNOD, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. E queste linee guida si propongono proprio di declinare in indicazioni operative i principi fondamentali della nuova normativa sul reclutamento, proprio per assicurare l'omogeneità di operato delle amministrazioni, quindi come diceva il professor Boscati sono indicazioni che in realtà valgono anche per le amministrazioni diverse da quelle centrali. Ecco, con le nuove regole quindi si passa da un sistema di reclutamento incentrato sull'accertamento delle conoscenze di alcune specifiche materie ad un nuovo sistema che mette al centro la verifica delle competenze, anche se ovviamente non si esclude che si continuino ad accertare anche le conoscenze. E questo nuovo sistema, secondo le linee guida, corrisponde ad un'esigenza assolutamente intuitiva, che è quella di inserire nelle amministrazioni dei dirigenti effettivamente capaci, ma appunto la necessità di raccordare la disciplina del reclutamento con quella sullo svolgimento del rapporto di lavoro dirigenziale, che appunto abbiamo visto assegna un ruolo centrale alla valutazione delle competenze del dirigente, che a sua volta si esprime in relazione agli obiettivi assegnati e ai risultati ottenuti. Dalla valutazione infatti dipendono moltissime cose: il conferimento dell'incarico, il trattamento economico accessorio, la responsabilità dirigenziale e in parte forse anche quella disciplinare. E anche il PNRR, nell'ambito delle azioni di rafforzamento, di ammodernamento della pubblica amministrazione, attribuisce una importanza notevole alla valutazione di quelle che chiama le competenze trasversali nei processi di selezione, avanzamento, formazione e sviluppo di tutti i dipendenti pubblici. Ecco, è una sfida non da poco per le pubbliche amministrazioni, che devono un po' rivoluzionare l'impostazione tradizionale delle prove selettive dei concorsi, e lo devono fare autovincolandosi con delle indicazioni specifiche in questo senso già nei bandi. Infatti dalle nuove norme che cosa si desume? Che se il bando non definisce preventivamente le aree di competenza deve considerarsi nullo perché adottato in violazione della legge. Le linee guida prevedono che i bandi adottino una particolare metodologia che va sotto il nome di Assessment Center, una procedura di valutazione molto sofisticata utilizzata in ambito internazionale, che impiega una molteplicità di strumenti standardizzati in grado appunto di analizzare e valutare il possesso e anche il livello di un set, si dice, predefinito di competenze comportamentali o trasversali, che sono appunto quelle necessarie per assumere un certo ruolo, nel nostro caso specifico ovviamente il ruolo di dirigente di un'organizzazione pubblica. E quindi, una volta individuate le competenze da valutare attraverso un'analisi puntuale della posizione di lavoro del contesto organizzativo, ma su questo punto dopo tornerò un attimo, si scelgono le tipologie di prove, tra quelle che rientrano in alcune categorie, che sono le prove situazionali, i test o i colloqui motivazionali. I candidati vanno sottoposti a più prove, al giudizio di più valutatori, che ovviamente devono essere appositamente formati, e appunto è opportuno prevedere fra questi la presenza di psicologi con esperienza nell'ambito del lavoro. Sarebbe anche interessante analizzare questi diversi tipi di prove
Però ovviamente qui entriamo in un ambito poco giuridico, un po' più di psicologia di organizzazione del lavoro e quindi non entro in questo ambito. Ecco, invece vorrei dire qualcosa di più specifico proprio sul tipo di competenze che, sempre secondo le linee guida, sono richieste, possono essere richieste ai futuri dirigenti pubblici, perché qui secondo me viene fuori quello che potrebbe costituire un limite del nuovo sistema delineato dalle linee guida, o comunque una specie di sfasatura fra queste e le norme del TUPI. Una sfasatura che si ricollega alle specificità del rapporto che intercorre fra il dirigente e la pubblica amministrazione. È noto infatti che questo rapporto è concepito in modo che solo con il conferimento dell'incarico, ce l'ha ricordato il professor Boscati, viene assegnata una specifica posizione al dirigente all'interno dell'organizzazione, mentre al momento dell'assunzione il lavoratore si limita ad acquisire la qualifica dirigenziale, quindi l'idoneità professionale a svolgere tutta una serie di funzioni che in quel momento però non sono ancora individuate in modo specifico. E invece, secondo le linee guida, per definire le aree di competenza, ciascuna amministrazione dovrebbe compiere preventivamente un'accurata analisi di ben due aspetti fondamentali. E il primo riguarda proprio le caratteristiche della posizione che dovrà essere coperta dal dirigente, quindi le funzioni che connotano lo specifico ufficio dirigenziale, la collocazione all'interno dell'organizzazione e addirittura le relazioni interne ed esterne che sono richieste. Il secondo aspetto invece riguarda le competenze ottimali necessarie a ricoprire la posizione di dirigente nell'ufficio in questione. Ecco, però tutto questo, dicevo, non sembra armonizzarsi con l'impostazione delle regole del TUPI, dalle quali invece emerge che il concorso dovrebbe servire a selezionare persone potenzialmente idonee a ricoprire una molteplicità di posizioni. E a questo conduce anche il sistema consolidato della temporaneità degli incarichi, come sappiamo del tutto svincolato dalla garanzia di un vero e proprio cursus honorum, per cui da incarichi più importanti e prestigiosi e meglio remunerati il dirigente può passare ad incarichi di livello inferiore, magari più adatti alle sue competenze o comunque necessari o strategici per l'amministrazione in un certo momento. E questo infatti è quello che emerge dal primo comma dell'articolo 19, che quando parla del conferimento degli incarichi e del passaggio a incarichi diversi dice che non si applica l'articolo 2103 del Codice Civile. Ecco, le linee guida in realtà in un secondo momento aggiustano un po' il tiro, perché distinguono i concorsi per posizioni singole, e soltanto a questi mi sembra che si attaglino queste indicazioni che ho appena letto, e i concorsi che accorpano esigenze di più amministrazioni, di più dipartimenti della stessa amministrazione, con i quali quindi viene ammesso a bando un numero consistente di posizioni dirigenziali. Si prevede in particolare che possano esserci casi proprio di particolare numerosità, eterogeneità dei posti dirigenziali messi a concorso, nei quali quindi al momento della pubblicazione del bando in realtà è impossibile individuare gli uffici di destinazione dei vincitori. E questo secondo me dovrebbe rappresentare appunto la regola, almeno per le amministrazioni più grandi, anche perché corrisponde un po' alla regola del concorso unico che è stato introdotto dal decreto D'Alia nel 2013 per le amministrazioni dello Stato, e abbiamo avuto anche un esempio di recente, un mega corso concorso per ben 352 posti di dirigente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, diversi ministeri, agenzie, INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ecco, in questi casi, secondo le linee guida, potrà essere definita un'unica area di competenza in cui poi andranno specificate le competenze e le attitudini fondanti del profilo del dirigente pubblico. Queste attitudini e competenze fondanti a loro volta si possono estrapolare dal modello di competenze dei dirigenti della pubblica amministrazione italiana, elaborato anch'esso dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Un modello che raggruppa le competenze in 5 diverse aree: cognitiva, manageriale, realizzativa, relazionale e del self-management, e le linee guida raccomandano di includere sempre all'interno del bando 6 fra le competenze che sono ricomprese in queste aree, perché ovviamente sono considerate le più rilevanti, le competenze core, e sono quelle relative alla soluzione dei problemi, alla gestione dei processi, allo sviluppo dei collaboratori, alla decisione responsabile, alla gestione delle relazioni interne ed esterne, alla tenuta emotiva. Il bando poi ovviamente potrà aggiungere altre competenze più specifiche per ciascun profilo. Ecco, però volendo un po' tirare le fila di questo discorso, ecco, per quello che interessa ai nostri fini, ecco, cosa si può dire? Forse in questo modo finalmente viene tratteggiato l'ideal tipo professionale del dirigente pubblico, che è fornito di doti manageriali, gestionali, quelle doti
supporti di cui ogni amministrazione ha sicuramente necessità, in aggiunta poi a quel patrimonio ovviamente di conoscenze specifiche che comunque il futuro dirigente deve dimostrare di avere, che possono essere più direttamente legate al titolo di studio, a precedenti esperienze professionali. Ecco, per quanto riguarda invece la rilevanza della professionalità ai fini del conferimento dell'incarico, bisogna ripartire un po' dall'articolo 19 del TUPI, anche questa è una norma che ha subito nel tempo tutta una serie di riscritture e che hanno comportato un po' un rimescolamento dei criteri che sono considerati rilevanti per l'attribuzione dell'incarico e quindi per la scelta della persona giusta nel posto giusto, anche se solo temporaneamente. E dopo la riforma Frattini del 2002 e la riforma Brunetta del 2009, un equilibrato dosaggio, per usare una formula consueta nel nostro ambito, un equilibrato dosaggio fra elementi soggettivi e oggettivi si è trovato nella formula dell'articolo 19, primo comma, che dice che ai fini del conferimento dell'incarico si tiene conto in relazione alla natura, alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza, della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, poi delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Ecco, anche la lettura di questi criteri, direi soprattutto quelli di carattere soggettivo, ci restituisce l'immagine di un professionista dotato di specifiche capacità professionali, competenze organizzative, e questo in effetti, se consideriamo quello che ho appena detto parlando del reclutamento e delle competenze e le attitudini fondanti il profilo del dirigente pubblico, in effetti non dovrebbero mai mancare anche in un dirigente al suo primo incarico. Che debba trattarsi poi di un dirigente professionista risulta anche da altre norme, possiamo anche attingere a norme di fonte non legale, mi viene in mente l'articolo 33 del contratto di area dell'area funzioni centrali del triennio 2016-18, ancora in vigore in attesa della nuova tornata contrattuale per la dirigenza, che parlando di responsabilità disciplinare della distinzione da quella dirigenziale, anche qui fa riferimento agli specifici contenuti professionali che caratterizzano la figura della dirigenza. E quindi anche per quanto riguarda il momento del conferimento dell'incarico, sembra che rilevino tutta una serie di competenze che potremmo definire neutre dal punto di vista politico, perché pur trattandosi di elementi soggettivi, la loro valutazione sembra dover avvenire in modo oggettivo. In realtà poi non è così, perché a differenza di quanto accade in fase di accesso alla qualifica, in occasione del conferimento dell'incarico, queste caratteristiche personali richieste devono essere messe in diretta relazione, dice la norma, con la natura e le caratteristiche degli obiettivi prefissati, oltre che con la complessità della struttura interessata, e quindi rilevano, insomma, sembra giusto, il tipo, il livello di incarico da conferire. Ma soprattutto, dato che gli incarichi di livello apicale e generale sono conferiti, almeno nelle amministrazioni statali, da organi politici, finisce per contare molto anche il rapporto fiduciario fra costoro e il dirigente. E quindi viene a delinearsi un'immagine forse un po' diversa da quella sin qui ipotizzata, quindi quella di un professionista, sì certo, ma non del tutto impermeabile alle sollecitazioni della politica, e se in particolare si tratta di soggetti ai quali viene conferito un incarico apicale, la conferma l'abbiamo dalla perdurante applicabilità del meccanismo dello spoil system. Ecco, tutte le difficoltà in realtà di distinguere in modo netto fra dirigenza tecnico-professionale e dirigenza fiduciaria sono emerse in modo evidente proprio in occasione della giurisprudenza sullo spoil system, in particolare la questione che ha riguardato lo spoil system dei segretari comunali, sui quali si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza numero 2 del 2019, una vicenda sulla quale ovviamente non mi posso fermare. Quello che vorrei sottolineare è appunto che dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, compresa appunto questa sentenza, si desume che cosa? Che in realtà quello che conta ai fini della legittima utilizzazione di questo meccanismo che appunto provoca la decadenza automatica degli incarichi non è in realtà tanto l'apicalità o meno degli stessi, ma il loro contenuto, la loro natura. Quindi se il dirigente, a prescindere dal tipo di incarico ricevuto, collabora effettivamente con il vertice politico proprio all'individuazione dell'indirizzo politico, ha senso parlare di rapporto fiduciario, quindi di spoil system. Se invece si limita ad attuare questo indirizzo, a controllare la legalità dell'azione politica, allora è un soggetto che va scelto sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e imparziali. Il problema ovviamente è
Questa distinzione è anche abbastanza chiara dal punto di vista teorico, però non lo è altrettanto sul piano pratico, poi soprattutto se andiamo a parlare di amministrazioni diverse da quelle centrali. Ecco, poi questo discorso che ho fatto fino a qui ovviamente è riferito alla tipologia normale di incarico dirigenziale, quello che consiste nella direzione, nella gestione di un ufficio di livello dirigenziale. Se consideriamo invece i cosiddetti incarichi di staff, quindi quelli che hanno per oggetto funzioni ispettive, di consulenza, studio, ricerca, comma 10 dell'articolo 19, qui rivive, mi sembra appieno, la figura del professionista nel senso tecnico del termine. E così pure una specifica qualificazione professionale richiesta ai dirigenti esterni, quelli di cui al comma 6 dell'articolo 19, per i quali in sostanza reclutamento a tempo determinato e affidamento dell'incarico coincidono, perché qui la legge dice che deve trattarsi di persone di particolare comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, e questo giustifica anche il fatto che venga riconosciuta loro una integrazione del trattamento economico. Ecco, però tornando a parlare della dirigenza standard, quindi i dirigenti a tempo indeterminato, il cui incarico consiste nella direzione di un ufficio dirigenziale, ecco, qualcosa di più, e poi ovviamente mi avvio anche a chiudere, posso dire sulla versatilità che la professionalità del dirigente deve dimostrare attraverso il passaggio ad incarichi diversi nel corso del rapporto di lavoro. Come è noto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che non esiste un vero e proprio diritto soggettivo all'incarico e a conservare nel tempo il medesimo incarico. Una recente sentenza ha detto molto bene che la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non è proprio compatibile con lo statuto del dirigente pubblico. Quindi il dirigente deve essere pronto a cambiare incarico alla scadenza, e questo anche nel caso in cui non abbia ricevuto una valutazione negativa. La contrattazione collettiva, peraltro, faccio ancora riferimento a quella dell'area delle funzioni centrali, protegge un po' il dirigente dalle conseguenze economiche che potrebbero derivargli dall'affidamento di un incarico meno prestigioso, e quindi da un incarico con una retribuzione di posizione più bassa di quella goduta in precedenza, perché l'articolo 54, comma 7, contiene una clausola di salvaguardia, la quale prevede che se non c'è stata una valutazione negativa può essere riconosciuto al dirigente dalla contrattazione integrativa un differenziale di posizione che lo porta a conseguire nel primo anno del nuovo incarico un valore complessivo di retribuzione di posizione fino al 90% di quella connessa al precedente incarico, percentuale che poi è destinata a ridursi lievemente nei 2 anni successivi, e nel quarto anno il differenziale poi viene meno del tutto. Il meccanismo che le amministrazioni hanno ideato per il passaggio ad incarichi diversi, che dovrebbe consentire di conciliare le esigenze dell'ente con le giuste aspettative e le ambizioni professionali del dirigente, è quello della procedura di interpello. E infatti l'articolo 19,1 bis, sempre del TUPI, dice che l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta. Acquisisce le disponibilità dei dirigenti e le valuta. Quindi l'ente pubblicizza il tipo di posizione vacante, specifica i requisiti professionali richiesti e gli eventuali titoli di preferenza, e a quel punto i dirigenti senza incarico o con un incarico prossimo alla scadenza possono manifestare il loro interesse. E la giurisprudenza ritiene poi che nel caso in cui vi siano più manifestazioni di interesse debba essere fatta dall'ente una valutazione comparativa e si debba anche motivare la scelta dell'assegnatario. La violazione di queste regole può portare all'annullamento della procedura di interpello da parte del giudice del lavoro, ovviamente non trattandosi di procedura concorsuale di natura amministrativa, e quindi l'amministrazione può essere condannata alla sua ripetizione. E in questo modo la professionalità del dirigente pubblico, che pure non è titolare di un diritto soggettivo perfetto ad ottenere un determinato incarico, ma solo un interesse legittimo di diritto privato al rispetto delle regole, abbiamo visto sono soprattutto procedurali, trova una specifica tutela. E quindi se ne è dedotto che il dirigente ha diritto a che sia valutata la sua professionalità in questo modo: l'interesse pubblico alla scelta del migliore o comunque della persona più adatta a quella specifica posizione finisce con coincidere con l'interesse del singolo a vedere valorizzata la propria posizione. Ecco, a questo punto bisognerebbe ovviamente chiedersi se le altre regole sulla dirigenza consentano veramente la valorizzazione di questa professionalità, e se quindi tutto questo sforzo della normativa, anche un po' della giurisprudenza,
per individuare il manager professionalmente più adatto, sia in fase di reclutamento sia in fase di conferimento dell'incarico, trovi corrispondenza nelle regole che disciplinano l'attività del dirigente, riconoscendogli adeguati spazi di autonomia, oppure se invece alla prova dei fatti, perché giustamente il professor Boscati poi contano molto i fatti, non solo le regole, il dirigente pubblico non risulti in realtà essere più che un vero manager, un applicatore di regole, un esecutore responsabilizzato di ordini che provengono spesso anche dalla politica. Però appunto su questo mi fermo e lancio appunto il dubbio anche alle colleghe e cedo le parole appunto alla professoressa Spinelli. Grazie Elena, ringrazio anche i colleghi Boscati e Zilli per il coinvolgimento in questa interessantissima conversazione che stiamo conducendo. In effetti Elena Pasqualetto ci ha portato ad approfondire gli aspetti più rilevanti del profilo del dirigente lavoratore subordinato, inserito nella scala gerarchica più elevata dell'amministrazione, in virtù della qualifica che acquisisce per effetto del reclutamento, contrattualizzato comunque nel suo rapporto di lavoro a qualsiasi livello, ma il mio desiderio è quello invece di portare l'attenzione della nostra conversazione su un altro profilo. Si è parlato in passato del dirigente come Giano Bifronte, nella misura in cui lo stesso è lavoratore subordinato ma anche datore di lavoro, e quindi di guardare alla professionalità del dirigente da quest'altra prospettiva. Proverò a condividere le diapositive, le slide, sperando che vada. L'obiettivo quindi della mia presentazione è quella di ricordare un po' da dove siamo partiti, e quindi i principi fondamentali della riforma degli anni 90, che da un lato afferma la distinzione funzionale tra politica e amministrazione e dall'altro si propone appunto di qualificare il dirigente come un vero e proprio manager nell'ambito dell'amministrazione riformata. Attraverso questi principi e queste finalità il legislatore intendeva responsabilizzare il ruolo della direzione politica, ma al tempo stesso anche quello della gestione amministrativa. Questo affidando compiti di indirizzo e controllo agli organi politici e invece di attuazione e gestione alla dirigenza, in modo che il dirigente pubblico si potesse configurare come una figura analoga a quella del dirigente privato, con poteri di gestione del personale e di organizzazione del lavoro sottratti sia alla sfera politica sia almeno in parte alla relazione negoziale con le organizzazioni sindacali. Per costruire la figura organizzativa del datore di lavoro, che nel sistema delle pubbliche amministrazioni non è data ma è appunto una fictio iuris, è costruita sull'articolazione delle norme, a mio avviso 4 sono i principi organizzativi fondamentali declinati dal legislatore del testo unico sul pubblico impiego. In primis il principio di distinzione fra indirizzo politico e gestione amministrativa, quindi la ricaduta organizzativa di questa distinzione che riguarda gli assetti regolativi della macro e della microorganizzazione, la contrattualizzazione del rapporto di lavoro del dirigente, che come tutti sappiamo si è compiuta in 2 tempi, tra la prima e la seconda fase della riforma, per poter investire l'intera categoria, e la stessa costruzione della responsabilità dirigenziale intesa come una ipotesi tipica di responsabilità che unicamente contraddistingue il dirigente, che condivide invece con tutti gli altri dipendenti la responsabilità civile, amministrativo, contabile e penale. A proposito del principio di distinzione, ricordo le previsioni dell'articolo 4,1 del 165 del 2001, che attribuisce agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e tipizza alcune di queste competenze con una serie di atti specifici che spettano in particolare agli organi di governo, ai quali spetta anche procedere alla verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Al comma 2 dell'articolo 4 invece si identificano i compiti e le competenze della dirigenza, ovvero adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, a cui si riconnette una responsabilità in via esclusiva per l'attività amministrativa, ma anche per la gestione e i relativi risultati. Il riflesso organizzativo del principio di distinzione, non già di separazione, poiché il legislatore è consapevole della interconnessione necessaria tra queste posizioni di vertice dell'amministrazione, si rinvengono invece nella articolazione della disciplina dell'organizzazione tra disciplina pubblicistica della macro e disciplina privatistica della microorganizzazione, rispettivamente definite e consegnate dagli articoli 3, articolo 2,1 e articolo 5,2 del TUPI. La macroorganizzazione è l'organizzazione affidata alla definizione con disposizioni di legge e sulla base dei medesimi mediante atti organizzativi dell'amministrazione secondo i rispettivi ordinamenti e riguarda esclusivamente le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive, in attuazione delle previsioni dell'articolo 97 della Costituzione, interpretato alla luce delle letture, come dire, lungimiranti di Orsi Battaglini. Nell'articolo 5,2 invece, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2,1, si definisce lo spazio di azione datoriale del dirigente, al quale spetta assumere le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, appunto con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Lo spazio della microorganizzazione è dunque lo spazio nel quale la professionalità del dirigente manager ha la possibilità di esprimersi. E questo è il primo elemento da identificare al tempo stesso come elemento di contesto, ma anche come limite all'agire del datore di lavoro, a proposito della riflessione sulla funzione attuativa o sugli aspetti attuativi della disciplina. Il legislatore ha chiarito, a mio avviso, in maniera inequivoca l'ampia dimensione della microorganizzazione, perché se guardiamo l'articolo 2,1 possiamo interpretare la tipizzazione, gli esempi delle ipotesi di macroorganizzazione come la definizione del disegno macroorganizzativo dell'ente, che rimette invece al dirigente non solo la definizione o le competenze in materia di organizzazione del lavoro e gestione dei rapporti di lavoro, ma persino le competenze in materia di determinazione dell'organizzazione degli uffici. In realtà, nell'applicazione concreta dei regolamenti organizzativi delle amministrazioni, lo spazio della microorganizzazione affidato al dirigente spesso si restringe notevolmente in relazione o esclusivamente alla organizzazione del lavoro e alla gestione dei rapporti di lavoro, compromettendo così già la possibilità espansiva della sua professionalità manageriale, che è sintomatica o che è la cifra caratterizzante l'esercizio del ruolo datoriale. A ciò dobbiamo aggiungere come elemento restrittivo anche l'architettura della funzione dirigenziale, che nelle amministrazioni pubbliche non è identica in tutti i comparti. Vi sono comparti in cui le figure dirigenziali appunto sono articolate in 2 livelli, in 2 fasce, ma ci sono invece amministrazioni, penso agli enti locali, penso all'università, in cui l'articolazione della qualifica dirigenziale è unica. Ebbene, lì dove esiste un'articolazione strutturata su 2 fasce, questo può rappresentare un ulteriore elemento di costruzione dello spazio di esercizio delle competenze datoriali del dirigente pubblico. Dunque, primo pilastro della costruzione del ruolo datoriale, il principio di distinzione funzionale tra politica e amministrazione. Secondo pilastro, la distinzione tra macro e microorganizzazione che delimita l'ambito di azione e di espressione delle competenze manageriali. Terzo elemento, terzo pilastro della costruzione del ruolo datoriale, la previsione, la disciplina della responsabilità dirigenziale, che l'articolo 21 del TUPI riconnette
al comma 1 al mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, ovvero alla inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, a fronte del quale, in base alla gravità del comportamento, hanno conseguenze o soltanto sull'attribuzione dell'incarico con l'impossibilità del rinnovo dello stesso, ovvero la sua revoca anticipata, ma nei casi più gravi fino al recesso dal rapporto di lavoro secondo le previsioni del contratto collettivo. Ai sensi del comma 1 bis poi si è voluto tipizzare una specifica forma di responsabilità dirigenziale, e cioè quella legata alla colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto da parte del personale assegnato ai propri uffici degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, con un'incidenza sulla retribuzione di risultato del dirigente. Dunque la responsabilità dirigenziale contribuisce a definire, a chiudere il cerchio, se vogliamo, della costruzione del ruolo datoriale, perché la responsabilità dirigenziale, lo accennava prima Elena Pasqualetto, è collegata o va distinta dalla responsabilità disciplinare, poiché la responsabilità disciplinare è riconducibile alla violazione degli obblighi del dirigente lavoratore subordinato, mentre la responsabilità dirigenziale è costruita a ridosso degli incarichi e quindi è una responsabilità connessa alla funzione datoriale del dirigente pubblico. Il quarto pilastro che avevo fatto accenno è quello della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, poiché attraverso la contrattualizzazione del rapporto di lavoro si costruisce quel legame con l'amministrazione in termini di contribuzione che il dirigente deve offrire, ben più che il singolo lavoratore subordinato pubblico, rispetto al raggiungimento dei risultati dell'amministrazione. Non a caso, come dire, il contesto nel quale matura la riforma del lavoro pubblico e della dirigenza poi in particolare è quello dell'amministrazione di risultato, quindi una declinazione dell'amministrazione sempre più in termini di servizio rispetto al rapporto con il cittadino. Nella articolazione delle competenze e dei poteri del dirigente conseguenti all'assetto che si ricava dalle norme che abbiamo esaminato, i dirigenti esercitano poteri pubblici nell'ambito dell'esercizio della loro funzione, ma appunto poteri del privato datore di lavoro, quindi secondo le regole del codice civile, nell'organizzazione e nella gestione dei rapporti di lavoro. Ci ricordava Elena Pasqualetto che questa attenzione per le competenze, oggi da ultimo, come dire, anticipata alla fase del reclutamento del dirigente, era già declinata da tempo invece nella costruzione e nella definizione dell'attribuzione degli incarichi. In particolare al dirigente è affidato un ruolo propulsivo nell'azione di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, di cui sentiamo parlare da circa un trentennio, ma che è ancora, come dire, o comunque è in realtà un processo continuo e in fieri rispetto al quale proprio la dirigenza aspetta o spetterebbe di agire come organo propulsivo, a condizione che la stessa sia sensibile al tema del cambiamento, attrezzata a recepirlo e soprattutto ad attuarlo. Faccio solo una semplificazione per rendere concreta questa mia considerazione. Pensiamo alla figura del responsabile per la transizione digitale, no? Una figura identificata preferibilmente nel ruolo dirigenziale che deve un po' traghettare questa evoluzione delle amministrazioni sempre più in una dimensione di rapporto col cittadino attuato secondo interventi, misure e forme di tipo appunto connesse alla digitalizzazione. Ci ricordava ancora la collega Pasqualetto che nell'articolo 19 del decreto legislativo 165 l'attribuzione dell'incarico è collegata alle capacità sì professionali del singolo dirigente, declinate o misurate per un verso dai risultati conseguiti a seguito della valutazione e che abbia in particolar modo ad oggetto le competenze organizzative possedute.
Quindi il sistema delle competenze diventa un metodo globale di gestione delle risorse umane e quindi uno strumento per la valutazione delle prestazioni. Al dirigente si richiede il possesso di competenze professionali, ma anche competenze personali, anche queste anticipate ora alla fase del reclutamento, che hanno a che fare con attitudine al problem solving, per esempio, con capacità di rapportarsi con il vertice politico in maniera collaborativa ma al tempo stesso autonoma, con la sensibilità all'innovazione, con la capacità di gestire le emergenze, con la gestione per obiettivi. E a questo proposito rileva evidente, o se ne trova traccia altresì, oltre che nella previsione dell'articolo 19,2, come ci ricordava la collega Pasqualetto, anche nella previsione, anch'essa richiamata, dell'articolo 9 del decreto legislativo 150 del 2009, in forza della quale la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti, cui sono associati in questo anche i responsabili di unità organizzativa, è collegata tra l'altro alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate e ancora alla capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. Ecco allora che nello spazio di azione della microorganizzazione, in particolar modo nello spazio di azione dell'organizzazione del lavoro, il manager pubblico agisce con un potere decisionale che rispetto a quanto accade nel settore privato è quantomeno condizionato da quelle stesse norme che lo affermano. Quindi la costruzione del ruolo datoriale attraverso, grazie al combinato disposto della serie di norme che abbiamo identificato, rappresenta al tempo stesso il recinto e il limite dell'azione manageriale, della competenza manageriale di esercizio del dirigente pubblico. Per cui talora, molto spesso, più che una vera e propria autonomia, la sua azione si può definire un'azione discrezionale, riportata a una discrezionalità decisionale vincolata dalle disposizioni di legge che stabiliscono le modalità formali e sostanziali entro cui può espletarsi. In questo senso richiamavo la elasticità dello spazio della microorganizzazione che a seconda di quanto si espande la macro rappresenta un confine come dire, soffocante, ovvero uno spazio vitale per l'esercizio della competenza manageriale. In questo senso si chiede ai dirigenti da tempo e sempre più di agire meno da burocrati e molto più da professionisti, come ci è stato appunto ricordato. E in questo senso mi sembra una parola chiave che della quale non possiamo fare a meno, perché da tempo, soprattutto il Dipartimento della Funzione Pubblica, investe su questo orizzonte, è quello del benessere organizzativo. No? La prima principale competenza manageriale è proprio nella definizione, nella costruzione di un ambiente di lavoro che sia ispirato, che sia pervaso da una condizione di benessere organizzativo, che richiede interventi di valorizzazione delle risorse umane, che richiede interventi sulla motivazione dei collaboratori, che richiede una cultura della partecipazione come presupposto dell'orientamento al risultato, che richiede un'attenzione alla prevenzione, in particolar modo dei rischi psicosociali che possono manifestarsi in questo contesto. Ma la managerialità si esprime come connotato professionale del dirigente pubblico anche nella gestione degli aspetti di flessibilità interna al rapporto di lavoro, che tutelano il lavoratore nelle sue esigenze di contemperamento tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, migliorandone il grado di soddisfazione. Altra leva importante che di cui il dirigente dispone e per la quale, come abbiamo visto, è anche fatto oggetto di responsabilità è la valutazione del personale. Una valutazione che, secondo i principi dell'assessment, come sono stati ricordati, attiene agli aspetti concernenti la posizione occupata, le prestazioni di lavoro, il potenziale e le competenze.
e il presupposto per operare questo tipo di valutazione è naturalmente quello di una direzione per obiettivi. Il dirigente riceve gli obiettivi dal potere politico o comunque dall'organo di vertice dell'amministrazione, poiché, come ci ricordava il collega Boscati, le amministrazioni sono diverse fra loro e così anche le posizioni dirigenziali e i rapporti con gli organi di vertice, che possono essere espressione politica in senso pieno o possono essere invece organi tecnico o organi politico-amministrativi. Il dirigente è tenuto poi a, diciamo così, far ricadere sul personale che dirige appunto l'articolazione degli obiettivi che egli stesso ha ricevuto come attuazione del modello della pianificazione strategica, e quindi li assegna di volta in volta al proprio personale, ed è su una corretta assegnazione degli obiettivi e di misurazione dei risultati che si basa una professionalità manageriale che consenta poi di attuare una gestione equa e soddisfacente per i lavoratori e utile per la produttività dei gruppi di lavoro. Il processo decisionale partecipativo è infatti orientato al consenso, è dunque efficace sul piano dei contenuti, soddisfacente sul piano delle relazioni e coerente con i valori e le finalità del gruppo. E insieme alla dimensione partecipativa anche la delega e la responsabilizzazione dei collaboratori è uno strumento, è una dimensione delle competenze manageriali del dirigente, in quanto crea appunto uno spirito di squadra, uno spirito di gruppo che culmina poi nel miglioramento della performance organizzativa, e consentendo e favorendo opportunità di crescita professionale per i lavoratori. Esiste una specifica previsione nel comma 1 bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 165 del 2001 che contempla la delega come strumento operativo del dirigente pubblico anche con riferimento ad aspetti inerenti alla gestione del personale, seppure per un periodo di tempo determinato e con specifica motivazione. Quanto allo strumento della valutazione del personale, quindi gestione partecipata, attribuzione di obiettivi, gestione partecipata dell'attività, esercizio di leadership, sono tutte dimensioni della professionalità manageriale e del ruolo datoriale del dirigente pubblico che culminano nell'attività di valutazione del personale, e su tutto questo poi, come abbiamo visto, è lo stesso dirigente ad essere valutato. La previsione dell'articolo 17, comma 1, lettera E bis in particolare, prevede che i dirigenti debbano effettuare la valutazione del personale assegnato ai propri uffici nel rispetto del principio del merito ai fini della progressione economica tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti. E ancora che questa misurazione e valutazione delle performance del personale debbano essere effettuate in particolar modo guardando alla qualità del contributo assicurato, alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi. Se questa è la dimensione, come dire, dell'esercizio del ruolo, della figura datoriale, della sua professionalità manageriale, che soprattutto occupa lo spazio dell'organizzazione del lavoro, il dirigente poi è chiamato ad esercitare i veri e propri poteri datoriali ai quali lo rimanda, come abbiamo visto, la previsione dell'articolo 5,2. E questi poteri datoriali si muovono in uno spazio definito per un verso dai regolamenti organizzativi dell'amministrazione e dalle scelte organizzative che la stesso dirigente compie, e dall'altro nella interlocuzione con il soggetto sindacale, così come definita dai contratti collettivi. Quindi le forme di partecipazione sindacale nonché l'attività negoziale nella quale si esprime ulteriormente il ruolo datoriale sono delineati alla luce delle previsioni delle norme dei contratti collettivi.
Le funzioni dei dirigenti sono declinate per quanto riguarda le amministrazioni centrali con un distinguo tra dirigenti di prima fascia e di seconda fascia, con le previsioni contenute nell'articolo 16 e nell'articolo 17. In particolar modo per quanto concerne i dirigenti di seconda fascia, essi provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche con riferimento alle misure idonee a prevenire i fenomeni corruttivi, e poi effettuano, come abbiamo già ricordato, la valutazione del personale assegnato ai propri uffici nel rispetto del principio del merito ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei premi incentivanti. Il legislatore ha anche poi fornito al dirigente, ancora una volta parliamo di limiti o se vogliamo di atti di indirizzo all'esercizio della professionalità manageriale nel ruolo datoriale, alcuni principi per la gestione delle risorse umane, che sono contenuti e declinati nell'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001. In particolare la garanzia di parità e pari opportunità tra uomini e donne, il contrasto ad ogni forma di discriminazione, la costruzione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, il contrasto ad ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Ma anche la flessibilità organizzativa è un criterio di gestione del ruolo datoriale del dirigente pubblico, in particolar modo sottolineata per quanto riguarda, dal comma 3 dell'articolo 7, i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare. E infine la formazione come strumento necessario per alimentare la professionalità dei dipendenti, ove gestito dal dirigente, ma degli stessi dirigenti per la necessità ormai chiaramente avvertita di mantenere, anzi addirittura incrementare e implementare le competenze professionali intese in senso di conoscenze, ma anche di soft skill, come si ricordava, che richiede l'esercizio di questo ruolo fondamentale. La prospettiva che ho assunto mi consente di affermare che la riflessione che sto conducendo, le norme che vi sto richiamando, non hanno una declinazione nemmeno solo preferenziale per l'amministrazione centrale, perché il ruolo datoriale, le competenze manageriali, la funzione gestionale sono ascrivibili a qualunque posizione dirigenziale in qualunque comparto e dunque hanno una totale trasversalità. Ne resterebbero fuori soltanto, come ci ricordava la collega Pasqualetto, quegli incarichi che non abbiano una valenza anche gestionale. Se guardiamo al ruolo del dirigente pubblico come gestore del rapporto di lavoro, ebbene qui rientrano in gioco evidentemente anche le conoscenze del datore di lavoro quando deve appunto gestire un rapporto con riferimento agli istituti dell'attribuzione delle mansioni, dell'assegnazione della retribuzione accessoria, alla definizione o all'articolazione degli orari di lavoro, alla garanzia della sicurezza e della salubrità dell'ambiente, alla gestione della mobilità del personale e all'esercizio del potere disciplinare. A questo riguardo mi limito solo a segnalare una personale posizione che non è pacificamente condivisa, a mio avviso, anche per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare. Il dirigente pubblico mantiene una competenza discrezionale in merito all'esercizio o meno dello stesso e non è invece da configurarsi come un obbligo, sebbene vi siano norme incentivanti in questo senso, in negativo, nel senso che lo sottopongono a delle conseguenze negative nel caso di mancato esercizio, al quale però il dirigente può sempre sottrarsi motivatamente, quindi recuperando in questo, a mio avviso, una funzione datoriale importante, perché la funzione appunto del potere disciplinare è quella di garantire ancora una volta il buon funzionamento o un equilibrato assetto del contesto organizzativo. Un ultimo aspetto della competenza professionale e manageriale del dirigente volevo sottolineare, ed è quello connesso alle relazioni sindacali, che implicano, diciamo così, tanto un'attività negoziale vera e propria
in sede di contrattazione integrativa, tanto una interlocuzione con l'organizzazione sindacale dal punto di vista dell'esercizio delle forme di cosiddetta partecipazione, come l'informazione, la consultazione e il confronto. Su questo fronte mi volevo soffermare solo su un profilo che mi sembra interessante e rappresentativo, ovvero l'introduzione tra le forme partecipative con carattere di novità nelle previsioni della precedente tornata dei contratti collettivi di comparto, ma riconfermato poi nell'ultima tornata, che è la composizione e la costituzione dell'organismo paritetico per l'innovazione. Si tratta di un organismo che realizza una modalità relazionale finalizzata a un coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale di carattere organizzativo dell'amministrazione, declinata ulteriormente con riferimento alla qualità del lavoro e del benessere organizzativo, che torna ancora una volta di rilievo, che viene declinata con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di formulare proposte all'amministrazione e alle parti negoziali della contrattazione integrativa. L'organismo è paritetico, quindi al suo interno sono presenti rappresentanti dell'amministrazione e rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno in questa sede un luogo privilegiato per affrontare queste tematiche. In particolare, diciamo, la norma contrattuale poi ne disciplina l'organizzazione, ma soprattutto le attribuisce un ruolo propositivo. Proporre proposte progettuali all'esito di un'analisi di fattibilità che possano essere portate al tavolo della contrattazione integrativa, oltre a svolgere naturalmente un'attività di analisi, indagine e studio, quindi con funzioni di monitoraggio. Questo organismo è, diciamo, a mio avviso, può creare qualche problema di, come dire, sovrapposizione di competenze con un altro organismo paritetico, scusate, questa volta di origine legislativa, e cioè il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in quanto anche tale organismo, anch'esso a composizione paritetica, ha compiti legati alla valorizzazione del benessere di chi lavora, al contrasto alle discriminazioni, alla promozione delle pari opportunità, ed ha su questo fronte poteri, o meglio competenze, scusatemi, organizzative, pareri, proposte e attività di monitoraggio. Perché mi è sembrato interessante richiamare questi soggetti nella forma della partecipazione sindacale? Perché a mio avviso rappresentano una interessante novità dell'ordinamento delle pubbliche amministrazioni, quella, come dire, deviazione o la rivalorizzazione degli aspetti partecipativi che per un po' erano stati messi da parte in ragione del fatto che si temeva o si guardava con disfavore a quella che era stata un assetto, diciamo così, cogestionale tra soggetti sindacali e pubblica amministrazione. In realtà la partecipazione può essere un terreno privilegiato proprio per riportare o per rinforzare, a mio avviso, la funzione dirigenziale o il ruolo dirigenziale del dirigente datore di lavoro, in quanto gli offre un supporto indiretto ma già mediato e negoziato. L'attività invece di contrattazione integrativa è un'attività più direttamente conflittuale, che attualmente essenzialmente viene concentrata sulle dinamiche salariali, mentre la fase partecipativa è un supporto all'azione organizzativa del datore di lavoro, nella quale egli esercita, questo vale la pena sottolinearlo, le sue prerogative unilaterali. Forse lo spazio più interessante
di esternazione ed esplicazione della competenza manageriale del dirigente datore di lavoro è appunto quella dell'organizzazione. E in questo senso non si può che, a mio avviso, riconoscere il valore e la valenza e l'intuizione del legislatore nell'aver anticipato la valorizzazione delle competenze o l'attenzione sulle competenze organizzative del dirigente nella fase del reclutamento, perché l'investimento fatto dal legislatore degli anni 90 era un investimento sulla dirigenza già esistente che andava formata per rimodulare il proprio ruolo e acquisire la consapevolezza che non doveva solo saper fare qualcosa, ma doveva saper far fare cose ad altri. L'aver anticipato nella fase di reclutamento significa non più affidare soltanto alla riconversione professionale della dirigenza esistente, ma immettere professionalità già formate in questa direzione e quindi a mio avviso auspicare, quantomeno auspicare per questa via il potenziamento di quel ruolo di innovazione che il dirigente è chiamato a svolgere e di cui a mio avviso la competenza manageriale o la professionalità in senso manageriale è la più ampia e la più alta espressione. Ecco, io con questo ritengo di aver, come dire, concluso la mia prospettiva di presentazione e passo quindi la parola alla collega Pensabene Rionti per l'ultimo intervento di questa panoramica che stiamo conducendo. Grazie. Grazie, io anzitutto vorrei unirmi ai ringraziamenti che sono stati rivolti al professore Boscati e alla professoressa Zilli per aver organizzato questo ciclo di seminari di particolare interesse, rilevanza, attualità. Volevo anche ringraziare la professoressa Pasqualetto per avermi coinvolta oggi. Lei sa bene l'interesse che da sempre suscita in me questa materia. Chi mi ha preceduto, tra l'altro in modo completo e brillante, ha detto già moltissimo sulla questione in argomento, per cui io mi limiterò soltanto a fare qualche notazione conclusiva, ripercorrendo un po' i tratti più marcati di specialità della relativa disciplina, anche appunto perché direttamente o indirettamente afferenti alla questione della professionalità del dirigente pubblico. Ecco, in definitiva, perché si pone, perché è così importante e dirimente la questione della professionalità del dirigente pubblico in questa materia? Perché se ci pensiamo, in effetti, l'architrave del tormentatissimo direi, processo riformatore del lavoro pubblico italiano è stato proprio rappresentato dal potenziamento della professionalità del dirigente pubblico, della sua autonomia, anche nell'ottica della responsabilizzazione per i risultati della gestione. Ed in effetti tutte le riforme che si sono susseguite dalla privatizzazione in poi, cioè da quando appunto il legislatore italiano ha aderito a quello slancio aziendalistico che era stato prospettato ancora prima da Massimo Severo Giannini, quale pubblicista, aperturista, e poi anche nelle successive riforme, lo ricordava poco fa la professoressa Spinelli, anche la seconda privatizzazione, così definita da Massimo D'Antona, no, del 97-98, che ha contrattualizzato anche l'alta dirigenza, in tutti i successivi altri interventi normativi, talora anche di segno opposto tra loro, tant'è che appunto si è parlato di ripubblicizzazione in occasione dell'entrata in vigore della legge 145 del 2002, poi sulla stessa scia sostanzialmente, seppure con gli opportuni filtri e differenziazioni, si è posta anche la riforma Frattini del 2009, poi la riforma Madia del 2017, insomma in questo cantiere costantemente in progress, in continua evoluzione, aperto del lavoro pubblico, tutte le riforme hanno sempre direttamente o indirettamente riguardato anche il dirigente pubblico, in particolare la professionalità del dirigente pubblico. Quindi il dirigente pubblico, diciamo, assurge in questo senso a vero e proprio modello euristico e paradigma interpretativo della più ampia dialettica istituzionale che ha sempre campeggiato in ambito giuridico-politico,
sino a divenire appunto una delle questioni più anodine del pensiero scientifico occidentale, cioè quella della distinzione, lo si è detto prima in più battute, tra burocrazia amministrativa e governo democratico. E questa distinzione, questa tensione dialettica si catalizza proprio sulla figura dirigenziale. In questo senso assume una rilevanza fondamentale il concetto stesso di professionalità anche ai fini della definizione di dirigente pubblico. Poco fa la professoressa Spinelli si sforzava di dare una definizione di quella che io definisco nuova dirigenza pubblica, nuova perché proprio rivisitata in chiave manageriale nel modello di autonomia che è confluito nel decreto legislativo 165 del 2001. Se noi proviamo a dare una definizione di dirigente pubblico, chi è il dirigente pubblico oggi? Effettivamente, lo diceva la professoressa Spinelli, è il top manager, è il personale di più elevata posizione all'interno delle pubbliche amministrazioni, proprio perché è individuato in base alla sua particolare professionalità, particolare competenze, l'ha detto anche la professoressa Pasqualetto, sia con riferimento alla disciplina del reclutamento che dell'incarico, competenze, professionalità, attitudini, e quindi è dotato di capacità decisorie, di capacità direttive, di capacità organizzative nell'esercizio dell'azione amministrativa di cui assume la responsabilità. Ma allora, se così è, come mai ci poniamo ancora in termini problematici la questione della professionalità del dirigente pubblico e perché è eternamente irrisolto, diciamo così, il tema dell'autonomia del dirigente pubblico? Proprio per via, lo accennava fin dall'inizio di questa clip il professore Boscati, della difficile ricomposizione tra questi due modelli che quantomeno prima fase appaiono ossimorici, antagonisti tra loro, quello del management e quello della governance, quello della politica e quello dell'amministrazione, e questo è dovuto intanto al fatto genetico del rapporto, perché appunto la rilevanza giuridica dei terzi utenti amministrati, lo diceva poco fa la professoressa Spinelli con riferimento anche alla normativa sulla customer orientation, ai nuovi paradigmi introiettati nel New Public Management anche nel testo unico, è proprio ciò che connota e distingue l'impiego pubblico da quello privato, in quanto alla prestazione dedotta nel rapporto, che è una prestazione appunto di service public, quindi diversa rispetto a quella che avviene nel mercato del lavoro privato con i consumatori che sono di regola perfettamente estranei, rectius terzi ai sensi dell'articolo 1372,2 del Codice Civile. E quindi si è detto già, si è utilizzata anche l'espressione già no bifronte, no? Cioè questa tensione dialettica si catalizza sulla figura dirigenziale che appunto come già no bifronte è datore di lavoro, ma è al contempo anche lavoratore, è appunto soggetto valutatore e controllore, ma è al contempo soggetto valutato e controllato, e è appunto portatore di interessi privatistici, al pari di qualsiasi altro lavoratore dell'ufficio, adesso configurato come unità aziendale, per così dire, ma la sua azione, per quanto sia un'amministrazione di risultati, è comunque appunto un'azione teleologicamente orientata al soddisfacimento dell'interesse generale perseguito dall'ufficio di cui assume la titolarità. E proprio questa difficile ricomposizione tra management e governance incide direttamente sulla questione della professionalità e anche sui tratti principali di specialità della disciplina del dirigente pubblico. Infatti, diciamo, questi sono moltissimi, gli interrogativi che si pongono sono tanti, probabilmente provocatoriamente direi che taluni di questi dovrebbero anche essere sottoposti ad una verifica di falsificabilità popperiana per scioglierne il nodo gordiano che ne sta alla base, però altri potrebbero essere, come dire, sezionati partendo proprio dalla ipostatizzata nozione di autonomia dirigenziale a cui si faceva cenno prima. Cioè, cosa intendiamo noi per autonomia dirigenziale? Cosa si intende per autonomia? Per Massimo Severo Giannini, ad esempio, autonomia è uno di quei termini che richiede una
previa analisi linguistica, perché è un termine vago, tant'è che non si parla mai di autonomia tout court, ma la si specifica sempre aggettivandola: autonomia istituzionale, autonomia normativa, autonomia organizzativa, autonomia gestionale. Cosa si intende allora per autonomia dirigenziale? Diciamo, sulla scorta di quello che è stato appena detto sui poteri del dirigente, si potrebbe dire che autonomia dirigenziale consiste nell'attribuzione in via esclusiva di talune competenze al dirigente pubblico. Ma se è indubbio che il dirigente è titolare di alcune competenze in via esclusiva, parimenti indubbio è che queste competenze operano in un contesto di specializzazione funzionale e di articolazione organica con il governo che rappresenta il potere di sovranità popolare. Ecco perché, nonostante in tutte le normative che si sono susseguite dalla privatizzazione ad oggi, questa autonomia sia sempre stata declamata, quantomeno diciamo, sulla base degli intenti dichiarati dal legislatore come intangibile, in realtà dalle concrete modalità operative di queste normative, anche dalla loro interazione sistemica, a mio avviso questa autonomia sembra essere più un'autonomia interdipendente, e intendo per interdipendenza quella peculiare e reciproca influenza tra politica e amministrazione che in un certo qual modo connota la stessa autonomia della nuova dirigenza pubblica. Infatti, se diciamo l'ideal typus a cui si riferiva prima la professoressa Pasqualetto, l'ideal typus diciamo weberiano, tratto appunto dalla dottrina legale razionale tedesca di dirigente pubblico che sine ira, che studia o si approccia alla macchina burocratica in modo del tutto impermeabile dall'ingerenza politica e si è rivelata quantomeno illusoria, a mio avviso invece l'interdipendenza che appunto afferisce direttamente alla professionalità del dirigente pubblico è difficilmente smentibile ed emerge da quasi tutti, se non tutti direi, i tratti più marcati di specialità della relativa disciplina. Emerge dal dato normativo, dall'assetto costituzionale, dalla particolare distinzione tra macro e microorganizzazione, lo diceva prima la professoressa Spinelli, dalla struttura del rapporto, quindi anche la distinzione alla quale faceva cenno la professoressa Pasqualetto tra rapporto di servizio e rapporto di ufficio, quegli istituti di maggiore specialità della disciplina del rapporto di ufficio, quindi penso alla natura privatistica del provvedimento unilaterale di conferimento dell'incarico, alla posizione del dirigente rispetto all'incarico, allo spoil system, all'incarico all'esterno, ma anche appunto naturalmente dalla disciplina della valutazione della responsabilità, ma anche dalla più recente normativa anticorruzione ed anche, se vogliamo, dal confronto di tipo comparatistico con alcune figure dirigenziali che troviamo in ordinamenti a noi vicini in Europa. Quindi, diciamo, senza potermi purtroppo addentrare nello specifico di ciascuna di questi aspetti per ovvie ragioni di economia espositiva, mi piacerebbe procedere per flash rapidissimamente, però partendo proprio dal dato normativo e ricollegandomi direttamente a ciò che diceva poc'anzi la professoressa Spinelli in relazione ai poteri e alle funzioni del dirigente. Perché? Perché effettivamente la legge, lo si è detto, all'articolo 5 attribuisce al dirigente le capacità e i poteri del privato datore di lavoro e lo fa nell'ottica appunto di raggiungere gli obiettivi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità. Quindi, lo si è detto prima, lo ripeto rapidissimamente, il dirigente è titolare di autonomi poteri di gestione delle risorse umane, strumentali, di controllo, autonomi poteri di spesa, può adottare atti e provvedimenti amministrativi, anche quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Correlativamente però, se noi guardiamo agli articoli appunto già citati dalla professoressa Spinelli, articolo 14,1, articolo 16,1 lettera A del testo unico sul pubblico impiego, vediamo come i dirigenti generali siano però chiamati ad esprimere pareri e a formulare proposte nei confronti dell'organo politico, anche ai fini della attuazione appunto delle direttive impartite da questi ultimi e del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'organo politico. Quindi non si può sottacere, non si può disconoscere ciò
che è già stato segnalato dalla più avvertita dottrina amministrativista, penso per esempio tra tutti agli scritti di Marcello Claric, che appunto la dirigenza assume un ruolo attivo nella determinazione dell'indirizzo politico amministrativo. Io con questo non voglio naturalmente smentire, anzi voglio sempre sostenere e mantenere l'importanza della tensione dialettica tra politica e amministrazione e anche della separazione normologica tra queste due sfere d'azione, proprio per evitare che un'eventuale concordia discourse possa sviare dall'unico effettivo obiettivo, che è quello del perseguimento degli interessi generali dell'utenza. Però bisogna riconoscere, come già corroborato dagli studi della scienza dell'amministrazione, della scienza politica, che il rapporto tra politica e amministrazione non può e non deve essere di tipo meramente top-down, ma è circolare, perché il flusso della volontà popolare circola e passa dagli eletti ai governanti attraverso la dirigenza, che appunto è un anello di congiunzione e, come si diceva prima, adotta decisioni discrezionali e come tali intrinsecamente politiche. Ma questo emerge anche dall'assetto costituzionale, perché in effetti, seppure siano state introdotte le garanzie di imparzialità, buon andamento, autonomia, la regola del concorso per l'accesso al pubblico ufficio, il servizio esclusivo alla nazione, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 98, è stato mantenuto il principio di responsabilità del ministro per gli atti del proprio dicastero, di cui è l'articolo 95 della Costituzione. Tant'è vero che, nonostante alcuni autori ritengano che lo scardinamento del tradizionale rapporto gerarchico tra organo politico e dirigente che caratterizzava l'ancien regime, cioè la asfissiante burocrazia dell'amministrazione des puissance, che è definita con la legge Cavour del 1853 dell'Unità d'Italia, che appunto si ispirava al modello centralistico, gerarchico, napoleonico, sia avvenuto secondo alcuni proprio con l'entrata in vigore della Costituzione. Secondo altri in realtà questo non è avvenuto affatto. Per esempio di questa opinione sono Nigro, ma anche Sabino Cassese, che dice che in questo caso la Costituzione è passata sugli apparati senza toccarli. In realtà, appunto, la chiave di lettura della interdipendenza in qualche modo potrebbe consentire di superare anche questa formale ambiguità non risolta, perché le garanzie i presidi di autonomia di quegli articoli 97 e 98 non elidono né attenuano il principio di legittimazione democratica su cui si basa l'articolo 95 della Costituzione, perché sostanzialmente la nostra Carta fondamentale ha aderito appieno a quel modello di governo di gabinetto nella variante continentale, che è per esempio ben descritta da Bagehot in The English Constitution, quando, contrariamente a quanto affermato dalla dottrina maggioritaria, secondo cui la forza della Costituzione inglese risiedeva proprio nella netta dicotomia tra esecutivo e legislativo, invece l'autore dice no, la bontà della Costituzione inglese risiede nel gambinetto, nel continuum tra queste due sfere d'azione, ciò che, diciamo, mutatis mutandis può essere considerato anche per la dirigenza tra politica e amministrazione, e in questo senso probabilmente non costituisce, come ritenuto da molti, una mera affermazione labiale il principio di quell'articolo 98 della Costituzione, perché pone i pubblici impiegati direttamente a servizio esclusivo della nazione, quindi attribuisce, diciamo, un ombrello costituzionale diretto, lineare, non mediato dall'organo politico, che democraticizza lo stesso incarico dirigenziale e consente di funzionalizzarne l'azione direttamente al servizio esclusivo della nazione, in un quadro tra l'altro costituzionale in cui si inserisce anche i principi di disciplina e onore di quell'articolo 54 della Costituzione, ma anche la responsabilità per la violazione di leggi penali, civili e amministrative, di cui appunto all'articolo 28, come appunto si diceva, si aggiunge e non si sostituisce alla responsabilità specifica del dirigente pubblico. E poi questa interdipendenza emerge anche, lo si diceva prima, quindi non mi soffermerò su questo, dalla distinzione tra macro e microorganizzazione, quindi tra regime pubblicistico e privatistico, e devoluzione naturalmente delle relative controversie rispettivamente al giudice amministrativo
amministrativo, il giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, ma con riferimento specifico al dirigente pubblico, alla peculiare struttura del rapporto di lavoro e quindi alla distinzione tra rapporto di servizio ex articolo 28 del testo unico e rapporto di ufficio ex articolo 19. E appunto la professoressa Pasqualetto ci ha parlato già di questa scissione che conosce il dirigente pubblico ed è inedita ad esempio al dirigente privato tra la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione datrice di lavoro a seguito del superamento di un concorso e quindi l'introduzione nel ruolo nelle fasce dirigenziali, l'inquadramento nel ruolo e invece il conferimento dell'incarico a termine che viene conferito con provvedimento unilaterale dall'organo politico al dirigente che individua oggetto, obiettivi e durata e che questa è una questione direttamente afferente alla professionalità del dirigente pubblico per ovvie ragioni, perché sono regole, le une vanno lette alla luce delle altre perché naturalmente si distingue anche la tipologia di incarico a seconda della fascia del ruolo del dirigente a cui viene attribuito l'incarico, che sono prodromiche alla selezione dei più competenti, dei più professionali, dei migliori nell'ottica del merit system, di coloro i quali devono assicurare l'indipendenza nella posizione e in ultima istanza l'autonomia nella funzione. E quindi l'incarico individua appunto l'oggetto, ma questo non va inteso come mansioni in senso privatistiche, cioè i compiti che deve realizzare il dirigente pubblico sono comunque appunto funzioni pubbliche. E insieme a questi aspetti mi vengono in mente tanti altri tratti di specialità della disciplina del rapporto di ufficio, da cui emerge l'interdipendenza che connota il tasso di effettiva o meno professionalità del dirigente pubblico. Dando ormai per assodata, diciamo per via della granitica giurisprudenza in materia, la natura privatistica dell'atto di conferimento dell'incarico, pur trattandosi di un provvedimento e pur essendo emanato dall'organo politico unilateralmente, è già stata ricordata dalla professoressa Pasqualetto appunto la posizione del dirigente rispetto all'incarico. È già stato detto, cioè il dirigente non vanta un vero e proprio diritto soggettivo ad un determinato incarico o alla riconferma dall'incarico, tant'è che è già stato detto bene, sostanzialmente è possibile addirittura attribuire incarichi inferiori oppure non attribuire nessun incarico perché gli incarichi conferibili sono esauriti o perché il dirigente si ritiene inidoneo, ma non vanta neppure un interesse legittimo ad un indeterminato incarico, per cui nel caso di esercizio illegittimo dell'azione amministrativa non può neppure essere tutelato dalla operatività della figura sintomatica dell'eccesso di potere. Vanta appunto questa particolare figura della come dire, categoria del tertium genus dell'interesse legittimo di diritto privato, coniato appunto dalle sezioni della Cassazione a partire dal 2003. Quindi l'ha già spiegato la professoressa Pasqualetto, in definitiva il giudice può eventualmente disapplicare l'atto, quindi condannare l'amministrazione a ripetere la procedura nel rispetto dei criteri di quell'articolo 19, fermo restando eventualmente la tutela di quell'articolo 2126 del Codice Civile per il periodo in cui l'incarico ha avuto esecuzione, oppure il risarcimento del danno se il dirigente riesce a dimostrare la perdita da chance. E questo però emerge anche questa interdipendenza con riferimento specifico alla professionalità anche dalla disciplina dell'incarico all'esterno, anche questa è già stata accennata dalla professoressa Pasqualetto, quindi dalla possibilità ai sensi dell'articolo 19,6,5 bis di conferire un incarico all'esterno dei ruoli dirigenziali a soggetti di particolare e comprovata professionalità non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione entro i limiti di percentuale di dotazione organica definiti dalla legge. Ecco, in questo senso anch'io definirei questo istituto un'arma a doppio taglio, perché per ciò che interessa a noi in questa sede, da un lato diciamo consentirebbe l'uso virtuoso di questo istituto di accrescere la professionalità del dirigente pubblico, anche attingendo all'esterno dei ruoli, un po' come avviene nel mercato del lavoro privato.
Dall'altro però la possibilità di un uso distorto di questo istituto diciamo aumenterebbe per rimanere sempre in agguato il rischio di una verticalizzazione ad usum delfini dello stesso e quindi di un aumento del rischio delle intese clientelari, perché l'incaricato sa che la conferma del suo incarico dipende solo ed esclusivamente dalla volontà dell'organo politico conferente. Tant'è vero che nel corso degli anni, mentre si declamava intangibile l'autonomia del dirigente pubblico, si cercava anche di intervenire quantomeno negli intenti dichiarati, diminuendo per esempio la percentuale di dotazione organica entro cui poter conferire l'incarico all'esterno. Cosa che non solo non è mai avvenuta, tant'è che è rimasta sempre del 10 e dell'8% rispettivamente per la prima e per la seconda fascia. Ma addirittura ricordo che nel momento del neoinsediamento del governo Draghi è stata raddoppiata questa percentuale per le funzioni strettamente connesse al PNRR e questo ha fatto molto discutere la dottrina in quel momento. Ma naturalmente nella chiave di interpretazione che do io, che mi sono diciamo sforzata di dare anche nel mio lavoro monografico sull'interdipendenza, anche in relazione alla professionalità, un istituto diciamo dalla quale emerge in modo lampante è quello a cui faceva cenno già la professoressa Pasqualetto, cioè lo spoil system, questo istituto di appunto jacksoniana e populistica memoria che, come sappiamo, consente la cessazione automatica ex legge degli incarichi dirigenziali apicali e il mutamento della compagine governativa. Il 24 gennaio scorso, trascorsi 90 giorni sul voto della fiducia sul governo, appunto il nuovo governo Meloni, sono cessati automaticamente gli incarichi dirigenziali apicali proprio per via dell'operatività di questo istituto che ad oggi fa ancora molto discutere anche per le radici, come dire, ideologiche su cui in qualche modo affonda. Infatti nasce come prassi d'oltreoceano negli Stati Uniti proprio quando nella dottrina europea si cominciava a positivizzare, come è stato detto dalla professoressa Spinelli, il principio di distinzione tra politica e amministrazione che oggi è cristallizzato dal nostro TUPI e si consideravano appunto i concetti di, ancora una volta, burocrazia amministrativa e governo democratico come direttamente antagonisti. Invece negli Stati Uniti si voleva superare questa tensione svuotandola radicalmente e quindi presupponendo un continuum tra queste due sfere d'azione attraverso istituti come lo spoil system che avrebbero consentito un disteso rapporto fiduciario tra organo politico e amministrazione, ben descritto ad esempio da Woodnow in Politics and Administration o da Kingsley in Representative Bureaucracy. Poi però anche negli Stati Uniti sono stati denunciati anche dallo stesso presidente Wilson gli episodi di spreco, di corruttela che è derivato dall'abuso di questo istituto e quindi sia ad oltreoceano che come da noi questo, come già ricordava la professoressa Pasqualetto, è un istituto la cui operatività è limitata soltanto in apicibus, cioè soltanto per gli incarichi dirigenziali apicali proprio per via della stretta contiguità tra questi ultimi e l'organo politico. Lo si è affermato ormai in modo consolidato non solo dalle più recenti pronunce come quella del 2019 già menzionata dalla professoressa Pasqualetto, ma addirittura da quelle sentenze del 103-104 del 2007 della Consulta in poi, che hanno fatto sì che in qualche modo, in modo indiretto, il principio di distinzione tra politica e amministrazione assurgesse a principio, come dire, di rango costituzionale. Però la interdipendenza e la professionalità emergono con chiarezza dalla disciplina anche della valutazione della responsabilità, sulla quale però ritengo di non dovermi soffermare, avendo già detto in modo completo e brillante praticamente tutto chi mi ha preceduto. Valutazione e responsabilità sono senz'altro degli strumenti fondamentali attraverso cui appunto il legislatore dalla privatizzazione in poi ha voluto garantire la professionalità del dirigente proprio per ancorare
ha dei parametri certi, oggettivi, valutabili, appunto misurabili, che sono i risultati della gestione, la performance individuale e organizzativa del dirigente. Mi piace ricordare però che nel decreto legislativo 74 del 2017, quindi uno dei decreti attuativi della Madia, uno dei pochi che è entrato in vigore con riferimento alla dirigenza pubblica e non è stato fermato da quella sentenza del 2016 della consulta, la Madia ha voluto, pur mantenendo l'impianto logico e tecnico sotteso al ciclo di gestione della performance introdotto dalla riforma Brunetta del 2009, ha voluto vieppiù rafforzare, ecco, il fil rouge che unisce rapporto di servizio e rapporto d'ufficio, perché è stato stabilito che la valutazione negativa non rileva soltanto ai fini del conferimento del successivo incarico dirigenziale e dell'accertamento della responsabilità dirigenziale, ma anche appunto del licenziamento stesso. Mi riferisco al licenziamento, per così dire, per scarso rendimento, ex articolo 55 quater del testo unico, quindi in caso di valutazione negativa reiterata per almeno un triennio. E questo ha mutuato un po' un istituto che già esiste in altri ordinamenti, come per esempio quello spagnolo, e che Martín Retortillo, per esempio, definisce una vera e propria caída al vacío, cioè caduta nel vuoto, l'inidoneità dell'incarico, che comporta una caduta anche dal ruolo dirigenziale. Mi riferivo anche alla normativa anticorruzione perché anche in questo senso, secondo me, una lotta alla corruzione, e lo si è detto prima quando si parlava delle funzioni del dirigente di seconda fascia, è diciamo il presupposto vero per una efficace prevenzione alla corruzione del pubblico impiego è l'esistenza di una classe dirigenziale professionale, forte, autorevole, e questo è un problema attualissimo che si è posto il legislatore quando, accanto ai principi di economicità, efficacia, efficienza dell'amministrazione, rectius dell'amministrazione di risultato, ha anche messo appunto i criteri, ecco, ha affiancato i criteri della moralità, dell'etica pubblica, della legalità, quali criteri guida dell'azione amministrativa. E di passi in avanti in questo senso ne sono stati fatti, penso appunto al nuovo codice di condotta e di comportamento, penso alla valorizzazione proprio del ruolo dirigenziale in questo senso e della sua professionalità, anche della creazione ad hoc della figura del dirigente responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, e penso alla whistleblowing e quindi a tutta la disciplina delle segnalazioni interne nel caso di conoscenza appunto di irregolarità o illecito in occasione del lavoro, che naturalmente oggi va letta alla luce della nuova direttiva comunitaria. Penso alla disciplina sull'incarico, sull'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, al pantouflage e revolving doors per il passaggio da settore pubblico a privato, ma anche all'importanza che hanno assunto le linee guida ANAC in questa materia. E però se di passi in avanti ne sono stati fatti, come dicevo prima, soprattutto perché dalla legge Severino in poi si sono introdotte anche delle specifiche misure anticorruttive in ambito squisitamente giuslavoristico, senza doverle necessariamente prenderle a prestito o mutuarle dall'ambito penalistico o amministrativistico. Però non è, a mio avviso, ancora bastevole, ecco, per quanto meritorio, introdurre specifiche misure anticorruttive o riferirsi al principio di distinzione della pubblica amministrazione in modo saltuario e talvolta astratto per le ragioni che ho esposto, ma andrebbe appunto ripensata la riforma del lavoro pubblico proprio in chiave di prevenzione, di lotta alla corruzione, partendo dalla semplificazione delle leggi, perché questa ipertrofia normativa è proprio, diciamo, un ostacolo alla professionalità del dirigente. È proprio questo ginepraio oscuro di leggi e leggine che spesso imbriglia, come dire, l'autonomia del dirigente, che per timore, come si diceva prima, appunto di fare male, di essere esposto a sanzioni di natura anche draconiane, talvolta la sua azione rimane paralizzata, ingessata, a danno di chi? Degli utenti ultimi del servizio, si diceva prima, no? Quindi la collettività, i cittadini in ultima istanza.
E ho ritenuto anche utile, euristico, il confronto con altri ordinamenti proprio per connotare il tasso di effettiva professionalità anche del nostro dirigente pubblico. Io nello specifico ho studiato a fondo l'ordinamento spagnolo, ma anche il modello francese è molto interessante, soprattutto alla luce di una riforma recentissima che è stata approvata con l'ordinanza del 2021, con riferimento alla professionalizzazione per l'appunto delle haute fonction publique francese. E appunto soltanto un paio di flash e poi concludo. Con riferimento all'ordinamento spagnolo, ecco, le variabili del rapporto tra organo politico e dirigente pubblico non si pongono su un piano troppo differente, quantomeno con riferimento appunto all'assetto costituzionale, anche perché la Carta fondamentale spagnola del 78 ha preso a modello proprio la nostra Costituzione. Però la cooptazione fiduciaria è maggiore sicuramente, quantomeno con riguardo al farraginoso sistema di nomine fiduciarie di altos cargos, personal direttivo pubblico, del libre nombramiento, e quindi questa professionalizzazione dell'impleo pubblico, del direttivo pubblico, come dicono gli spagnoli, è auspicata ma non è appunto raggiunta. Basti pensare che nonostante il percorso di professionalizzazione che è stata introdotta dalla Ley de Agencias Estatales del 2006, addirittura nelle autorità amministrative indipendenti spagnole il vertice burocratico viene nominato direttamente in modo fiduciario dall'organo politico. Con riguardo invece al modello francese, ha particolare valenza euristica perché in effetti il nostro legislatore si è sempre ispirato al modello francese. Pensiamo alla prima struttura, la prima organizzazione amministrativa che appunto si ispirava al sistema napoleonico delineata dalla legge Cavour del 1853, ma si è detto prima, ne faceva riferimento la professoressa Pascoletto alla scuola nazionale alla SNA, appunto la scuola superiore della pubblica amministrazione, introdotta nella seconda metà del secolo scorso, si ispira proprio all'ENA, quindi alla École Nationale d'Administration, che oggi con la riforma introdotta dall'ordinanza del 2021 è stata sostituita dalla Institut National della Service Public. E quindi diciamo sono forti le analogie tra i due modelli con riferimento alla professionalità del dirigente pubblico, perché in entrambi i modelli si è voluto introdurre un merit system. Non mi soffermo su questo perché sul reclutamento ha già detto tutto anche in termini molto aggiornati la professoressa Pascoletto, e di entrambi i modelli appunto sull'importanza della formazione ci avvertiva il professore Boscati, hanno optato per una formazione in qualche modo anche diciamo più teorica e generalista rispetto all'approccio più empirico behaviorista che si ha invece nella formazione dell'alta burocrazia nei paesi anglosassoni. Però esistono delle differenze sostanziali che possono esserci utili nella riflessione di oggi, perché da un lato la nostra alta dirigenza, lo si ricordava prima, è stata contrattualizzata dalla seconda privatizzazione in poi, mentre l'alta dirigenza francese sostanzialmente è assoggettata ancora ad un regime di tipo prevalentemente pubblicistico. E soprattutto la differenza fondamentale sta nel ruolo e nella posizione del dirigente pubblico all'interno del tessuto ordinamentale. Perché? Perché mentre diciamo in Italia gli alti dirigenti sono soltanto funzionalmente ma non strutturalmente integrati nella classe dirigenziale, perché noi non abbiamo un vero e proprio corpo di alti dirigenti oppure un bacino di talenti dai quali attingere per le nomine governative e parlamentari. In Francia invece l'alta dirigenza fa parte della vera e propria ossatura dell'apparato statale, quindi è elevatissima l'osmosi e l'interscambiabilità tra gli altri burocrati e i componenti appunto parlamentari e governativi. Quindi se in Italia noi ci poniamo ad oggi la questione della professionalità in termini problematici e dell'autonomia come nodo ancora irrisolto per via dell'eccessiva ingerenza della politica sull'amministrazione, in paesi come la Francia invece si pone storicamente un problema opposto, cioè la classe politica francese è
composta in larga misura da alti burocrati che svolgono funzioni non solo integrative, ma per dirla appunto con Ruben anche suppletive del rispetto ai politici. Macron, diciamo, è l'esempio più emblematico, proprio perché deriva dall'alta burocrazia, quindi in questo senso ancora una volta in qualche modo si supera la summa divisio, diciamo così, tra politica e amministrazione. Naturalmente ci sarebbe moltissimo altro da dire, ma ho cercato soltanto di trarre un po' le fila di ciò che era già stato ampiamente detto da chi mi ha preceduto, e quindi per evitare di tediare troppo chi mi ascolta direi che posso concludere anche con queste riflessioni. Grazie per l'attenzione. Grazie, insomma, dalle tre relazioni, tutte e tre molto complete, è emersa la problematica della dirigenza pubblica e del tema professionalità riferito alla dirigenza pubblica. Ora, fare le conclusioni in questo contesto, vuol dire, è sempre molto, molto difficile, perché tantissime cose sono state dette. Cerco di, insomma, così, in maniera un po' schematica, di tracciare un po' le fila delle molteplici suggestioni. Allora, sicuramente il tema professionalità, o meglio, la professionalità della dirigenza pubblica è il tema centrale su cui si è giocata la scommessa della cosiddetta privatizzazione, che a me piace chiamarla contrattualizzazione. Il problema è: la scommessa da vinta è stata persa? Ma bella domanda. Sicuramente se c'è stata una vittoria non è stata eclatante, la sconfitta non è stata eclatante, faccio molto il Doroteo, qualcosa è cambiato, forse sarebbe potuto cambiare di più. È un problema di norme? No, non credo che sia un problema di norme, o solo di norme. Questo lo dico spesso, e lo dico sempre, lo dicevo anche prima colleghi di altre materie, cioè il problema di applicazione delle norme. Sicuramente partiamo da quelli che sono gli elementi comuni della dirigenza pubblica. È vero, ci sono tanti dirigenti pubblici, perché tendenzialmente ci sono tante pubbliche amministrazioni, ma il tema fondamentale che è emerso chiaramente dalle relazioni è la necessità di differenziare il piano della funzione dal piano del rapporto di lavoro. Cioè, questo, voglio dire, se non abbiamo presente questo, voglio dire, abbiamo presente credo molto poco. E per quanto riguarda il dirigente pubblico, come è emerso in maniera chiarissima dalla relazione della collega Spinelli, cioè c'è il doppio profilo, il doppio pilastro, il rapporto contrattualizzato e distinzione funzionale tra politica e amministrazione. Questo è il tema centrale, con un dirigente, che questo richiamato, che è un giorno bifronte, perché è dipendente dai datori di lavoro, dipendente che esercita poteri privati, poteri pubblici, anche poteri pubblici, e un datore di lavoro che esercita soltanto poteri privati. Ed in questo, contesto anche di, diciamo, uniformità tra le varie amministrazioni c'è la compresenza di una dirigenza di ruolo e di una dirigenza a termine, perché questo è l'altro elemento. Dirigenza a termine che molte volte è utilizzata non tanto perché c'è bisogno di recuperare all'esterno una professionalità particolarmente elevata, ma perché, voglio dire, la cucina è molto più bassa, perché c'è qualcuno, come dire, in qualche misura, non voglio dire da sistemare perché è brutto, ma insomma più vicino, mettiamo in questo modo, di cui ci si fida di più. Dopo tornerò anche sul tema della fiducia, e quindi si sceglie quella determinata via. Tant'è che queste persone tendenzialmente non è che poi siano pagate di più rispetto agli interni, non di più perché evidentemente queste eccellenze non sono. Eccellenze non sono anche perché molte volte queste eccellenze le troviamo già all'interno della nostra amministrazione, cioè sono incarichi di eccellenze date agli interni. Quindi questo tema degli incarichi a termine, voglio dire, prima tutte e tre avete evidenziato il tema degli interni. Vediamo questo decreto in gestazione, insomma, da un testo che ho visto io, non so se sia l'ultimo, ma questa percentuale di riserva agli interni per la stabilizzazione, che non è così, insomma, per i concorsi riservati, è destinata ad essere aumentata. Quindi questo non so se è in tendenza o controtendenza rispetto a quello che ci siamo detti. Comunque, diciamo, questi elementi sono elementi comuni a tutta la dirigenza pubblica. E come si inserisce quello che vi ho appena detto col tema professionalità? Secondo me la dobbiamo vedere in una doppia logica: nella logica dell'adempimento, cioè del contratto individuale, di adempimento del contratto individuale, e
nella logica del rapporto con la politica, quindi richiamiamo i due pilastri visti in precedenza. Una professionalità che, come si è detto in precedenza, è riferita a che cosa? Competenze professionali e personali. Certo, sono i due elementi. Dopodiché il personale forse è un elemento del professionale, perché se io sono professionale sono anche personale, nel senso questo è il due, non lo so. È una distinzione importante nella logica del tema del benessere organizzativo, però diciamo è un contenuto di un contenitore. E la professionalità che cosa ci porta? Ci porta ad diciamo a tre ambiti: un ambito premiale, un ambito sanzionatorio e un ambito degli incarichi, semplifico. Ambito premiale retribuzione, ambito sanzionatorio applicazione di misure collegate alla responsabilità, la dirigenziale fondamentalmente, non la disciplinare. Tema degli incarichi: io sono più o meno bravo, sono più o meno idoneo, l'incarico mi viene confermato, mi viene assegnato un altro incarico. Bene, in astratto tre bellissimi temi, no, che rimangono tre bellissimi temi, per amore di Dio, però l'ortocentro qual è? L'ortocentro è il tema valutazione. Tutte l'avete detto, il tema valutazione funziona, ecco qua, voglio dire, francamente, il tema valutazione funziona molto molto poco. Funziona molto molto poco perché funziona molto molto poco? Perché ci sono delle leggi scritte male? No. Perché ci sono dei modelli di valutazione brutti? No, sono anche troppo belli. Perché? Perché ci sono questi obiettivi assegnati, come dire, talvolta in ritardo e tra l'altro molto generici. Una cosa che è emersa ieri in aula è stata questa. Io, di fronte alla solita condivisione del fatto di obiettivi assegnati in ritardo, molti presenti in aula, erano tutti dirigenti delle istituzioni centrali, hanno detto no, attenzione, perché il PIAO ha migliorato la situazione, cioè il PIAO ha fatto in modo che comunque ci sia un'accelerazione. Attenzione, passando da obiettivi che anziché essere assegnati a giugno e maggio sono assegnati a marzo, però insomma 2 mesi di anticipo non sono qualche cosa no, di negativo, no? In tutta la logica. Perché? Perché se noi non abbiamo una assegnazione di obiettivi, non abbiamo una valutazione, o se anche è tardiva la valutazione rischia di saltare, di essere impugnata, e quindi tutto il tema professionalità è un tema che tende diciamo, in larga misura a, come dire, a depotenziarsi. Quindi cioè, la professionalità si lega al tema valutazione fondamentalmente e all'assegnazione degli obiettivi prima, e sotto questo profilo c'è un tema di competenze manageriali, perché qua insomma, su questo tema non l'abbiamo affrontato, ma credo che Lavoro Agile abbia dimostrato come la professionalità di molti dirigenti pubblici, non quelli che ci ascoltano ovviamente, ma altri, sia non proprio l'eccellenza. L'eccellenza perché? Perché se non ha funzionato come avrebbe dovuto, probabilmente perché non c'era una cultura manageriale, una capacità professionale idonea a implementare il lavoro agile, che poi comunque ha dato frutti, insomma vedremo gli sviluppi prossimi futuri. Il tema poi personalità, ma per accenno solo, vedremo come si porrà in relazione alla professionalità delle elevate qualificazioni, perché se noi vediamo le declaratorie, in molti casi sono sovrapposizioni, e quindi quello che è anche l'utilizzo delle deleghe, delle posizioni negative di una volta, eccetera, eccetera, in qualche misura subiranno, credo, sul piano applicativo alcune torsioni. Perché potrebbe diventare difficile capire chi fa che cosa, quello che si diceva prima. Ma arrivo diciamo, a quello che forse è un po' il cuore del mio ragionamento. Giustamente tutte e tre avete detto si vorrebbe un dirigente pubblico uguale al manager privato. Beh, insomma, tutti avremmo voluto tante cose, almeno io, insomma, poi alla fine il mondo è girato in maniera diversa. Allora, credo che rispetto al manager privato ci siano alcune tensioni di fondo, che sono ineliminabili, che derivano dal fatto che siamo in una struttura pubblica. Allora, io, prima cosa, lavoro in un contesto dato e non mi scelgo il dato organizzativo. Prima la Spinelli diceva giustamente c'è una macro e una micro, ma attenzione, adesso semplifico, perdonami Carla, cioè in realtà l'atto di macro diventa molte volte un atto di micro, cioè nel senso che una macro che si espande a dettagliare i profili di micro, e quindi la mia autonomia organizzativa è ridimensionata. Verissimo questo, cioè questo è uno degli elementi trasversali, che è un elemento che c'è in tutte le amministrazioni, non sono quelle centrali. Pensate alla sanità, all'atto aziendale, anche il stato privatistico, pensate ai comuni, pensate anche all'università.
Voglio dire, cioè questo è quello che succede. Quindi, diciamo, la leva organizzativa, sotto questo profilo di organizzazione degli uffici, è una leva che rischia di essere molto ridimensionata e soprattutto risente del fatto che tu hai una macro organizzazione tesa alle interesse pubbliche, quindi cioè, certi aspetti sono predefiniti. Secondo punto, e quest'altro punto fondamentale, cioè io devo incentivare i miei collaboratori, bellissimo, ma il problema è che i miei collaboratori non me li scelgo. Cioè, i miei collaboratori sono collaboratori che mi vengono dati. E sotto questo profilo, a cui è bellissimo e condivisibile lo schema della riforma Madia, del passaggio da quella che è diciamo la fotografia al costo, semplifico, ma anche sotto questo profilo io semplicemente posso indicare quello che mi serve, ma questo implica molto tempo, un percorso molte volte più lungo di quella che è la durata del mio incarico. E quindi c'è un tema di scelta dei collaboratori, c'è un tema di motivazione dei collaboratori. E qua c'è un tema di professionalità che si esplica anche nel senso di adottare quelle che sono, o meglio, di proporre quelle che sono adeguate, diciamo, strategie formative. E poi c'è un terzo tema, e il terzo tema è quello della rigidità dei poteri. Cara lo sa, io lo penso diverso da lei, cioè voglio dire, il tema del disciplinare, sì, non è formalmente obbligatorio, ma è sostanzialmente obbligatorio, perché giustamente lei dice, ma in realtà la norma dice, se ci sono dei motivi giustificati, io posso non attivare il disciplinare. Allora, il motivo giustificato potrebbe essere la leva organizzativa, però tutti sappiamo che c'è l'altra norma che mi dice, cioè la norma mi dice, attenzione, perché se poi non è motivato, sei tua volta responsabile. Allora, se lavoriamo nel pubblico sappiamo che come gira il mondo, cioè il mondo gira nel senso di dire, insomma, intanto spostiamo l'UPD e verifichiamo se mi sono sbagliato o meno, anche perché se non c'è la colpa grave non sono responsabile. Quindi questo secondo me è una delle grandi curvature, cioè dei tre poteri che abbiamo anche nel privato, ne abbiamo due che nel pubblico sono obbligatori, il controllo mi va bene, quello disciplinare no, qualche problemino me lo pone, me lo pone in una logica di dinamiche concrete. E soprattutto c'è l'altro aspetto, questo è uno dei profili, l'altro profilo è laddove mi pone il principio di parità di trattamento, la mia professionalità non la posso esplicare fino in fondo, perché io, voglio dire, a tutte e quattro colleghe che siete devo trattarvi in maniera uguale, cioè non posso adottare una scelta organizzativa individuale a meno che non sia nel quadro della legge del contratto collettivo. E quindi voglio dire, diventa qualcosa di altrettanto difficile. Poi vengo al tema degli incarichi. Allora, il tema degli incarichi, giustamente, già Elena Pasqualetto, Giuseppina Besmanelionti, ma anche Cara Spinelli dice, ma c'è questo tema della fiducia che si lega all'incarico, ma la fiducia in realtà, se funzionasse la valutazione, sarebbe garanzia di professionalità. Cioè, vuol dire, il modello 98 fu un modello pensato, adesso semplifico, della scissione del contratto in carico, dicendo, cara politica, allontanati dalla gestione concreta, in cambio ti diamo una leva maggiore a scegliere i dirigenti che ritieni più idonei, ma idonei sul piano oggettivo, non sul piano soggettivo. Perché i criteri, se li analizziamo dall'esterno, i criteri sono oggettivi e soggettivi e sono perfetti. Il problema è che questi criteri non li posso applicare fino in fondo, o meglio, ci può essere un'applicazione distorta. Perché distorta? Perché se una valutazione non è puntuale, siamo buoni, alla fine io scelgo la Spinelli o la Besmanelionti o la Pasqualetto, la Zilli non la scegliamo, ok? Adesso mi fa causa per mobbing, sulla base di elementi soggettivi più che oggettivi, perché oggettivamente, sostanzialmente, la personalità di tutte e quattro è sostanzialmente fungibile. Adesso estremizzo il concetto, e quindi questo diventa un vulnus evidente. Ecco, e quindi cioè, la fiducia, io ormai mi schianto contro un muro, ma insomma, la fiducia oggettiva è qualcosa che assume rilievo, anche perché chi ha un ruolo di governo, alla fine, si deve attorniare da persone che sul piano personale, voglio dire, si fida oggettivamente.
che abbia empatia, perché questo è un altro elemento. E sotto questo profilo, io, perdonatemi, anche questa è una controtendenza, contro lo spoil system delle posizioni apicali non sono così, come dire, negativo. Il problema qual è? È che purtroppo a livello centrale e a livello locale le scelte vengono fatte per qualcuno a prescindere, perché anche, voglio dire, ma questo governo, quello precedente, succede che persone, voglio dire, decadono automaticamente a prescindere dal merito, e quindi questo nel merito vuol dire anche di quello che hanno fatto, ok? E questo però è un punto di tensione che in qualche misura forse è giustificabile sulla base di quella che è la società ministeriale dichiarata prima. Insomma, questo credo, però voglio dire, la decadenza automatica mi risolve il problema di motivazione dell'atto, questo fondamentalmente è la ragione, perché altrimenti c'è un contenzioso che... dopodiché il tema della fiducia e del procedimento, sì, in astratto è bellissima anche la possibilità di andare davanti al giudice e chiedere che la procedura venga annullata e venga rifatta, no? Noi sappiamo che se ipoteticamente questo dovesse accadere, sono anche abbastanza certo che l'applicazione puntuale dei criteri porterà a scegliere altri, che non sono io. Quindi il tema è anche la Cassazione sta andando in questa direzione, cioè di privilegiare la scelta risarcitoria, perché questo, diciamo, è l'elemento di fondo. E poi sullo sfondo rimane sempre il tema cuore dei conti e amministrazione difensiva, perché questo è l'altro elemento, perché il fare delle scelte in controtendenza o in discontinuità e quindi esprimere appieno la professionalità, qualcuno lo vede come un rischio e come un pericolo, e quindi c'è questo tema della responsabilizzazione. E quindi, e chiudo veramente, cioè il tema della possibilità del dirigente pubblico è, diciamo, oltremodo complessa. Come ha ricordato Elena Pasqualetto, sicuramente, cioè, il cercare diciamo, di spingere sulle competenze e non sulle conoscenze è importante. Qua e ha ricordato anche l'importanza del bando di concorso, che deve essere compensato in un certo modo. Anche qui poi c'è teoria e prassi, cioè, nel senso che poi nella prassi abbiamo visto, insomma, soluzioni in cui, insomma, questi bandi sono, insomma, diciamo, formalmente recepibili, ma sostanzialmente criticabili. Adesso siamo buoni. Bene, e quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza diciamo che forse il grande limite, cioè, se noi dovessimo dare una valutazione di diritto vivente, è che c'è una professionalità che è salvaguardata, ma una professionalità esecutiva più che discrezionale. Cioè io alla fine sono più un grande professional che un vero manager. Questo è un po', secondo me, il rischio che abbiamo nel pubblico. Però questo, vuol dire, non ci impedisce di andare avanti con correttivi e implementare quello che già c'è. Quindi io, insomma, di corsa ho cercato di utilizzare al massimo cose che, vuol dire, non sono sintetizzabili, perché, vuol dire, in maniera diffusa, ampia, compiuta e chiarissima avete indicato. Io vi ringrazio sentitamente, veramente grazie, e come ormai è una prassi in questi casi, io cedo alla collega Zilli la fase finale, secondo quello, sembra quando ero piccolino c'era Carosello, erano ancora nati, delle conclusioni, no? Che facciamo fare alla collega Zilli. Grazie ancora e alla prossima. Sarò oggi rapidissima, solo per ricordarvi che ci rivediamo il 10 maggio da Cassino per l'ultimo appuntamento completamente online dedicato al danno alla professionalità del lavoratore pubblico, e invece a giugno, il 7 giugno, siamo in Formula Blended, in presenza e online da Udine, con un discorso complessivo generale di confronto fra pubblico e privato in tema di professionalità. Grazie a tutte e a tutti, buona serata.